Buongiorno e benvenuti al TG Sicilia, subito i titoli di questa edizione. Ancora ferme al porto di Augusta le imbarcazioni della missione umanitaria Global Sumud Flottiglia. Tra gli attivisti vige la consegna del silenzio, nessuna notizia sull'ennesimo rinvio della partenza. Da stamattina a Catania la Commissione parlamentare antimafia, una giornata di audizioni per fare il punto sulle indagini in corso e per definire le strategie di contrasto alla criminalità organizzata. A Palermo residenti e associazioni del centro storico pronti a incontrare il questore per chiedere sicurezza per le vie del centro città. Indagato per omicidio stradale un 21enne di Porto Empedocle per la morte della 64enne agrigentina, travolta mentre tornava a casa. Il giovane è risultato negativo ai test su alcol e droga. E polemica intorno ai dissalatori in Sicilia. In funzione da neanche un mese, funziona già a mezzo servizio quello di Porto Empedocle. Palermo, lo svincolo di Brancaccio Roccella ancora chiuso. Tutto sarebbe pronto per l'inaugurazione che però slitta da mesi a causa dei cumuli di rifiuti che lo bloccano. Ancora un ritrovamento importante a Gela. Durante i lavori per il Palazzo della Cultura, gli scavi hanno portato alla luce un muro greco che potrebbe appartenere a un antico edificio di culto e reperti risalenti al VI e VII secolo a.C. E poi il calcio, continua l'avvicinamento alla trasferta di Cosenza per il Catania. I rossazzurri dopo 3 vittorie consecutive sono chiamati a una sfida piena di insidie. Bentrovati, dunque sono ancora ferme le imbarcazioni della missione umanitaria Global Sumud Flottiglia che dovevano salpare questa mattina all'alba da Augusta. Tra gli attivisti vige il silenzio e non trapelano le motivazioni di questo ennesimo rinvio. Emanuela Corsi. Hanno lasciato il porto di Siracusa per raggiungere quello di Augusta, dove sono ormeggiate in attesa di partire verso Gaza. Le 18 imbarcazioni del convoglio siciliano della Global Sumud Flottiglia dovranno ricongiungersi con quello in partenza dalla Tunisia. Resta ora da capire quando queste imbarcazioni appunto salperanno alla volta di Gaza dopo i continui rinvii degli ultimi giorni. Questa mattina vige il silenzio, gli attivisti non rilasciano dichiarazioni alla stampa e ci chiedono di uscire dal molo dove le imbarcazioni sono ormeggiate. Intanto sulla banchina proseguono le operazioni di carico delle derrate alimentari. Sono più di 500 quelle raccolte in tutta Italia, che dovranno essere portate al popolo palestinese della Striscia. Ieri sulla panchina del porto di Siracusa gli attivisti hanno fatto sentire la loro voce con toni accesi nei confronti dei governi, tra cui quello italiano, che non supportano la missione umanitaria e hanno chiesto protezione per un'operazione articolata dal punto di vista logistico e soprattutto a rischio di attacchi da parte del governo israeliano. La rabbia che abbiamo di più di quello che è successo in Tunisia è che i nostri governi non denunciano quello che è successo, fanno finta di non vedere cosa è successo, sono timidi, sono balbuzienti su quello che sta succedendo, è vergognoso questo. Nei giorni scorsi la denuncia degli attacchi con i droni alle imbarcazioni ormeggiate a Sidi Bou Said hanno fatto salire la tensione e la paura. E a proposito di questo c'è una nota dell'ultima ora, le 18 barche sarebbero dovute partire stamattina all'alba, lo abbiamo sentito dal servizio, ma un problema tecnico ha causato lo stop, dicono, delle imbarcazioni. La partenza potrebbe quindi avvenire domani. In mare avverrà il ricongiungimento con le altre barche provenienti dalla Grecia e da Tunisi. Andiamo avanti, cambiamo argomento. A Catania in missione una delegazione della Commissione parlamentare antimafia, giornata di audizioni per fare il punto sulle indagini e affinare strategie di contrasto alla criminalità organizzata. Adelaide Barbagallo. A Palazzo degli Elefanti mattinata di incontri istituzionali, tema il contrasto alla criminalità organizzata. L'attenzione si è alzata ulteriormente dopo le diverse sparatorie in città. In missione a Catania c'è una delegazione della Commissione parlamentare antimafia guidata dalla presidente Chiara Colosimo. In audizione i principali rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze dell'ordine. All'incontro il sindaco Enrico Trantino, il prefetto Pietro Signorello, il questore Giuseppe Bellassà, il comandante provinciale dei Carabinieri generale Salvatore
Altavilla, il comandante provinciale della Guardia di Finanza generale Marco Filipponi e il capo centrodia Felice Puzzo. Nel pomeriggio è prevista l'audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania Francesco Curcio. Momento centrale della missione, fare il punto sulle indagini e le strategie giudiziarie in corso sul territorio. La missione della Commissione Antimafia a Catania si inserisce nel più ampio lavoro di monitoraggio e analisi che l'organismo parlamentare svolge su tutto il territorio nazionale per valutare l'efficacia delle politiche di contrasto alla criminalità organizzata e promuovere nuove strategie di intervento. E da Catania ci spostiamo a Palermo, dove residenti e associazioni del centro storico si apprestano ad incontrare il questore. La richiesta è sempre la stessa: sicurezza per le vie del centro città. Sentiamo cosa dicono i residenti che oggi abbiamo incontrato con Marco Gullà. Siamo stanchi, esasperati e ora sopraggiunge anche la paura. A parlare è Rosalia, una residente del centro storico di Palermo. Sempre lo stesso quadrilatero che comprende principalmente via Macheda a finire nella cronaca ormai quotidiana. Risse, accoltellamenti, spaccio di droga. Questa mattina residenti e associazioni si sono nuovamente incontrati perché lunedì avranno specifiche richieste da fare al questore. Chiederemo quello che abbiamo già chiesto al sindaco, al prefetto e precedentemente anche al questore, ovvero sia l'esigenza di avere la presenza delle forze dell'ordine che in qualche modo facciano prevenzione. Più uomini, più controlli, come ha detto giorni fa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che però ha anche detto che Palermo non è più pericolosa di altre città. Lo spaccato reale però è un altro, come ci racconta questo residente. Spesso e volentieri quando devono tornare tardi la sera mi chiamano, papà o Ferdinando, scendi perché stiamo arrivando. Siamo tappati in casa noi residenti con una vita veramente impossibile. Poca sicurezza anche per i bambini della scuola elementare Madre Teresa. Vedono che i scalini vengono puliti dai nostri collaboratori scolastici perché durante la notte c'è un bivacco di persone che bevono, che spacciano droga. Infatti alcune volte i collaboratori scolastici sono costretti a rimuovere delle siringhe. Ancora una puntata di una telenovela infinita dal titolo Centro Storico. Indagato per omicidio stradale un 21enne di Porto Empedocle. Mercoledì sera ha travolto e ucciso in via Crispi a Marinella la 64enne agrigentina Isabella Messina. Il giovane, risultato negativo ai test su alcol e droga, era alla guida di una Renault Clio. Davide Sarto. Indagato per omicidio stradale il 21enne di Porto Empedocle che ha travolto e ucciso Isabella Messina, 64 anni, di Agrigento. Il dramma è avvenuto mercoledì sera in via Crispi, nel rione balneare di Marinella. Il giovane, studente universitario, era alla guida di una Renault Clio. La donna stava camminando lungo la carreggiata quando è stata investita. Un impatto violentissimo che non le ha lasciato scampo. Il ragazzo è stato portato subito all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per gli accertamenti di rito. Gli esami tossicologici e alcolemici hanno dato esito negativo. Intanto la polizia stradale lavora per ricostruire con precisione la dinamica. Fondamentali saranno i rilievi e le testimonianze raccolte sul posto, ma cresce anche la rabbia dei residenti. Quel tratto di strada, denunciano da tempo, è pericoloso. Illuminazione scarsa, marciapiedi assenti, auto che sfrecciano senza rispettare i limiti. Un mix di rischi che ha trasformato via Crispi in una trappola per pedoni. La morte di Isabella Messina diventa così anche un monito, una tragedia che chiede risposte concrete prima che altre vite vengano spezzate. E polemica intorno ai dissalatori in Sicilia. È entrato in funzione da neanche un mese, funziona già a mezzo servizio quello di Porto Empedocle. Maglio Viola. È entrato in funzione soltanto un mese fa, ma la sua produzione di acqua da immettere in rete si ferma a metà delle previsioni. La notte viene spento perché è troppo rumoroso, senza contare che nei giorni scorsi ha subito anche un guasto con perdita d'acqua a spruzzo, notato anche dai passanti e finito con un video sui social. Il protagonista è il nuovo dissalatore di Porto Empedocle, al centro delle polemiche a nemmeno un mese dalla nascita. Ad attaccare sul suo malfunzionamento il capogruppo del PD all'Ars, Giuseppe Catanzaro, che raccoglie segnalazioni e
affermazioni anche del commissario per l'emergenza idrica che ammette lo stop all'impianto la notte a causa della rumorosità. Ma Catanzaro aggiunge anche il dissalatore di Trapani, insufficiente per far rientrare le turnazioni nella distribuzione idrica con i disagi che restano intatti. Alle polemiche risponde il capogruppo di Forza Italia all'Ars, Stefano Pellegrino, che parla di critiche strumentali e basate su informazioni parziali. I dissalatori non sono la soluzione, ma soltanto un pezzo di essa. A fianco di questi impianti da 1200 litri al secondo complessivi è in corso di attuazione, dice, un piano di oltre 300 interventi di manutenzione e rifacimento delle reti per oltre 3500 litri totali. I dissalatori consentono e consentiranno ancora di più nei prossimi mesi di produrre risorse idriche a costi sostenibili. Palermo, lo svincolo di Brancaccio Roccella ancora chiuso, tutto sarebbe pronto per l'inaugurazione che però slitta da mesi per qualcosa di davvero paradossale. Lo svincolo infatti è bloccato dai cumuli di rifiuti che non sono ancora stati rimossi. Marco Gullà. Sarebbe tutto pronto per l'inaugurazione. Questo svincolo rappresenterebbe uno snodo cruciale per la viabilità palermitana. I lavori sono finiti da mesi, la segnaletica per Roccella c'è già, ma non si può aprire. Perché? Una discarica abusiva sotto il ponte di via Conte Federico a Brancaccio con rifiuti pericolosi come l'Eternit ha bloccato tutto. Sì, tutto vero. Lo svincolo si presenta così da mesi perché i rifiuti sono ancora qui, come vedete. Ed eccoli qui, i rifiuti che appunto dovrebbero essere rimossi da mesi e che quindi bloccano l'inaugurazione di questo svincolo. La ditta che si è aggiudicata l'appalto non ha ancora iniziato i lavori di bonifica. L'apertura dei 2 raccordi che collegheranno la 19 su entrambe le direzioni con l'area del forum, della stazione ferroviaria di Roccella e della zona industriale di Brancaccio sono opere attese invece dal 1986. Una volta aperto lo svincolo, il traffico veicolare potrà accedere e uscire sia lato mare ed evitare di dover ricorrere al ponte di via Giafar e all'uscita autostradale di Villabate, al momento l'unica soluzione possibile. E potrebbe tenersi oggi la giunta regionale dalla quale usciranno i nomi dei presidenti di IACP, ERSU ed Enti Parco. L'accordo c'è e con la scelta di Luigi Genovese come presidente dell'AST, formalizzata ieri, i tempi sono maturi per procedere con altre 18 nomine. Maglio Viola. La scelta di Luigi Genovese, quale presidente dell'azienda siciliana trasporti, apre la stagione delle nomine alla regione. Quelle da fare sono poco meno di 100, ma oggi c'è attesa per una giunta che potrebbe liberarne almeno 18. Attualmente i posti da coprire sono quelli di guida degli IACP, 10 in tutto, gli istituti autonomi case popolari, dei 4 ERSU, enti regionali per il diritto allo studio, dei 4 principali parchi di Sicilia. L'accordo è fatto già da qualche giorno e prevede che gli IACP di Palermo, Messina ed Enna vadano ai forzisti. Catania, Siracusa e Ragusa a Fratelli d'Italia, la Lega ottenga ACI Reale, la DC Caltanissetta, Noi Moderati Agrigento e Grande Sicilia Trapani. Per quanto riguarda i parchi, la DC manterrebbe quello delle Madonie, Grande Sicilia otterrebbe quello dell'Alcantara, Forza Italia collocherebbe un proprio nome al Parco dei Nebrodi, mentre Fratelli d'Italia indicherebbe la guida del Parco dell'Etna. Gli ERSU, infine, gli enti per il diritto allo studio, andrebbero a Forza Italia Palermo, a Fratelli d'Italia Messina, mentre la Lega farebbe il pieno con Catania ed Enna. In queste ore stanno affluendo le designazioni e proprio i nomi scelti dai partiti potrebbero essere il fulcro di qualche problema, a cominciare dalle fibrillazioni sulle Madonie, dove i sindaci considerano inopportuna la nomina di uno di loro, Giuseppe Ferrarello, sindaco di Gangi. Se oggi si faranno queste nomine senza ulteriori sobbalzi, sarà stata rispettata la prima parte anche dell'accordo fra autonomisti e Schifani, il che significa prossimo passo alla finanziaria quater e solo dopo la legge di stabilità, con l'anno nuovo, tutte le altre nomine. E ancora incaiato nella secca della Formica, Porticello, il peschereccio greco Niki, finito ieri sugli scogli che affiorano al largo del mare di Santa Flavia. Per tutto il giorno i vigili del fuoco hanno cercato di aspirare l'acqua entrata nello scafo da 2 falle che si sono formate dopo l'impatto. La nave è messa in sicurezza e al momento non si registrano danni ambientali e sversamenti di carburante. La zona è costantemente monitorata e l'imbarcazione sorvegliata dalla Capitaneria di Porto. L'ex assessore regionale Fabio Granata, coinvolto nell'inchiesta sul gruppo Honda Energia Siracusa, si difende dalle accuse. Ho le spalle larghe, ho sempre agito nella legalità. Piena fiducia nella giustizia, dice. Sentiamo Francesco Aloi.
Accuse del tutto prive di fondamento. Risponde così l'ex assessore regionale Fabio Granata, indagato insieme ad altre 6 persone in un'inchiesta su reati fallimentari, tributari e contro il patrimonio. Su disposizione della Procura di Siracusa, la Guardia di Finanza ha sequestrato quasi 6 milioni di euro. 8 le società finite nel mirino degli investigatori, tutte riconducibili al gruppo Onda Energia. Secondo chi indaga, Granata, che da poco si è dimesso dalla giunta di Palazzo Vermexio a Siracusa, si sarebbe occupato della ricerca dei prestanome. Avrebbe avuto una posizione assai sfumata, scrivono i giudici. Ma Granata, che è stato anche presidente della Commissione regionale antimafia, sottolinea che nella sua vita privata e pubblica è sempre stato dentro i confini della legalità. Ho le spalle larghe, dice, la mente lucida, la consapevolezza di una vita spesa sempre e solo in difesa dei beni comuni e delle cose in cui credo. Sono giornate amare, ma piene di fiducia nella giustizia. Bisogna difendersi nei processi, precisa, non dai processi. Ancora un ritrovamento importante a Gela. Durante i lavori per il Palazzo della Cultura, gli scavi hanno portato alla luce un muro greco che potrebbe appartenere a un antico edificio di culto e reperti risalenti al VI e VII secolo a.C. Gerry Italia. Per Gela è l'ennesima scoperta archeologica che arricchisce un patrimonio già straordinario che va dalla necropoli di Via di Bartolo a quella di Orto Pasqualello. All'Orto Fontanelle, nell'area dove sorgerà il nuovo Palazzo della Cultura grazie a un finanziamento di 6,5 milioni di euro, la sorveglianza di archeologia preventiva ha rivelato un muro imponente di età greca che potrebbe appartenere ad un antico edificio di culto. Gli scavi diretti dall'archeologo Gianluca Calà sotto la supervisione della sovrintendenza di Caltanissetta hanno restituito non solo la struttura lunga oltre 1 metro e larga 50 centimetri, ma anche frammenti di vasellame da cucina, anfore, testine fittili, una moneta e resti di fauna marina. Indizi che raccontano la vita quotidiana tra il VI e il V secolo a.C. Il primo cittadino, Terenziano Di Stefano, sottolinea come la scoperta si inserisca nel progetto del Palazzo della Cultura, che potrà renderla fruibile alla città e ai visitatori. Stiamo lavorando a stretto contatto anche con la sovrintendenza in modo da tutelare questi ritrovamenti e di inserirli in quello che sarà poi il Palazzo della Cultura, e quindi all'interno verranno esposti tutti i ritrovamenti. E il sindaco lancia un appello alla regione per accelerare sull'apertura del museo archeologico e del museo della nave per dare continuità a un percorso che sta trasformando lentamente Gela in capitale siciliana del turismo archeologico. L'appello che facciamo alle istituzioni regionali, in maniera particolare all'assessore regionale, è quello di apporre una totale attenzione nei confronti del territorio di Gela, aprendo il prima possibile i 2 musei e andando a musealizzare tutto il resto. Ogni scavo, ogni frammento, ogni traccia riaffiorata dal sottosuolo rafforza intanto la vocazione di Gela, città che continua a riscoprire il proprio passato millenario per trasformarlo in risorsa per il futuro. Si chiamano Forenziadi e sono una sorta di Olimpiade degli avvocati e degli studi legali italiani, in corso di svolgimento per la 2ª edizione a Catania. Orazio Longo. Calcio a 8 maschile, calcio a 5 femminile, padel, tennis, tennis tavolo, scherma, basket, beach volley, golf e corsa campestre. Le Forenziadi 2025 approdano a Catania, un momento di unione e condivisione attraverso lo sport per tutta l'avvocatura italiana. Una sorta di Olimpiadi dell'avvocatura, e confermano il rapporto da sempre vivo, forte, fra la professione di avvocato e lo sport. Oltre 300 avvocati da tutta Italia, 10 regioni rappresentate e circa 25 città provenienti da Trieste fino a Siracusa, quindi per noi è un grande successo, un momento di sport e anche di confronto con gli avvocati di tutta Italia. L'evento, che si concluderà domenica, vede una collaborazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, del Comune di Catania e dell'Unione Sportiva Forense Italiana. Un'idea di Forenziadi, cioè di dare più connessione fra diversi sport per cercare di mandare un messaggio chiaro, cioè l'idea di creare una classe forense, l'idea di recuperare l'idea di una comunità forense che qualche volta si perde e che con questo strumento può consentire alle colleghe e ai colleghi di incontrarsi in un ambiente meno serio di quello di un'aula di tribunale.
Saranno più di 60 le medaglie sportive che verranno assegnate. E adesso una pausa, tra poco con il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio continua, l'avvicinamento alla trasferta di Cosenza per il Catania. Rossazzurri che dopo 3 vittorie consecutive sono chiamati ad una sfida piena di insidie. Sarà anche la prima partita in diretta su Telecolor per questa lunga stagione. Francesco Triolo. Una nobile decaduta, con difficoltà societarie, con un clima non proprio sereno nell'ambiente, ma con la voglia di risalire. Il Cosenza è il prossimo avversario del Catania in una gara dal sapore antico, ma che presenta diverse insidie proprio per la situazione degli avversari. Toscano conosce bene la piazza e sa le pressioni che può dare. Boucher, tecnico dei Lupi, sta cercando di isolare la squadra da tutto in questi giorni. Potrebbe ritrovare tra i convocati Contiero, che si è infortunato al ridosso dell'inizio della stagione, il giovane centrocampista Contiliano, che sta già lavorando con la squadra, anche se per un'eventuale convocazione contro il Catania si valuterà nelle prossime ore. In casa Catania si guarda anche agli infortunati. Mimmo Toscano dovrebbe ritrovare tra i convocati Francesco Di Tacchio, e questa è già una buona notizia, perché ci sono ancora da valutare le condizioni di Celli, Caturano e Rolfini. Difficile che gli ultimi 2 possano essere della partita. Sul fronte formazione non dovrebbe cambiare granché rispetto alle prime vittoriose partite, con la conferma di Pieraccini a sinistra, ma per capire qualcosa in più occorre attendere la conferenza stampa di domani di mister Toscano, che farà il punto anche su disponibili infortunati. La trasferta, ricordiamo, è vietata ai tifosi rossazzurri, ma la gara sarà la prima che Telecolor trasmetterà in diretta ed esclusiva nel corso della stagione. Appuntamento alle 14, 60 minuti prima del calcio inizio, 4 ore di diretta con la presentazione della gara, le voci dei protagonisti poco prima del calcio d'inizio, il racconto live dei 90 minuti e il risco post partita con risultati, classifiche e le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. E per questa edizione del nostro TG è tutto. TG Sicilia torna alle ore 20. Grazie per averci seguito e buona giornata.